partiti. Del Pordenone il primo pallone con Coren sulla sinistra, prova a centrarsi, prova a trovare Stendler, risponde presente Zanotto. La battuta verso il centro per Stendler, la zampata che per poco non buca la porta di Zanotto. Ruzzene, Bebetigno è solo in mezzo a tre uomini, retrocede verso Vailati, la finta quindi il sinistro che chiama Vascello, una grande parata quando sono trascorsi 2 minuti e 51 secondi. Coren prova a accelerare, poi guadagna metri, è chiuso però nel pressing, quindi riesce a servire Della Bianca che impegna alla grande Zanotto. Eccolo qui nuovamente il capitano del Mestre, Ruzzene in avanti verso Moscoso, Moscoso che si gira, si inventa una conclusione a filo di parquet su cui Vascello è bravissimo ad allungare la mano, riesce a saltarlo, numero 94, si accentra poi il sinistro per Ruzzene e la sfera che dopo un batti e ribatti finisce prima smorzata da Vascello, poi riesce a toccarla anche Crescenzo. Coren contro Cullani, poi si accentra e conclude la botta verso Zanotto che aveva un paio di uomini davanti, che spalle la porta, contrastato da Grigeli, anche in questo caso il raddoppio di Langella vincente. Poi Langella in avanti per Calderone, tocca Vailati, ma c'è Calderone che conclude da fuori anche il suo sinistro però. La finta Della Bianca, poi Coren, la sventola e la grandissima parata di Zanotto. Stende verso Della Bianca, spalle la porta, si gira il numero 5, che parata di Tommaso Zanotto. Ripartiti ora intanto, ripartiti con il possesso del Mestre Fenice. Bebetigno chiude il triangolo, poi il velo di Ruzzene che fa correre sulla sinistra Mazzon, quindi Bebetigno, il destro, fuori di pochissimo. Minatel che carica del corner, poi Coren, la battuta, batti di batti ancora del Calderone, poi incredibile quello che si divora Della Bianca. Gli sradica il pallone numero 11 che fa ripartire il Mestre. Qui il gioco di gambe di Ruzzene che riesce ad andare via in qualche modo, guadagna la destra e fulmina di sinistro Capitan Marco Vascello. 5 minuti esatti, si sblocca l'incontro e a sbloccarlo è il numero 8 Ruzzene per il Mestre Fenice con un diagonale preciso sul secondo palo. Ricordiamo anche che i falli di seconda non vengono contati. Intanto Coren chiama una grande spaccata Zanotto. Zanolin salta Crescenzo, quindi la conclusione e la parata in 2 tempi di Zanotto che dà tempo agli avversari di rientrare dietro nel pallone tutti insieme. Coren intanto per Stendler che prova a battere la spaccata di Zanotto. Tanto Pordenone con Coren adesso Stendler che si gira e dal limite riesce a impattare, non ha potuto nulla questa volta Zanotto. 10:34, si riappiana il divario. Tutto da rifare intanto, dopo ancora Pordenone con Calderone. Coren contro Ruzzene, la conclude, poi il palo. Bebetigno va via 2 uomini in qualche maniera, poi ne ha altri 2 davanti, scarica su Mazzon, la conclusione, la grande parata di Vascello a coprire il suo palo, o meglio il Pordenone teme di tornare sotto mentre Mestre teme di andarci. Intanto la traversa di Coren, dicevamo che quando passa Coren è devastante. Intanto può ripartire il Mestre con Mazzon, Mazzon contro Vascello che la tocca in uscita di testa, rimanendo un filo intontito. Con calma Coren, 3:40 da giocare e la conclusione un'altra botta e un'altra parata, un altro volo. Quindi Vascello prova a emularlo, stavolta riesce a trovare un compagno che è Calderone che si gira e trova l'uscita di Zanotto, poi Della Bianca a porta sguarnita. Mazzon per Ruzzene dalla stessa zona dell'1-0, Bebetigno e la doppia parata di Marco Vascello. Bebetigno intanto, 23 secondi da giocare, la palla Ruzzene, Bebetigno, la manata di
Vascello, non c'è più tempo, dice la sirena, giusto, dice il tabellone. 1-1 invece dice il finale di questo incontro